L'applicazione mobile Tesori tra le mura, storia, cultura e sapori di Montagnana è la novità sulla città murata, presentata venerdì 18 ottobre in anteprima alla stampa e al pubblico presente all'Istituto Alberghiero Jacopo da Montagnana. Qui abbiamo uno strumento molto innovativo in realtà per descrivere una realtà che ha origini storiche molto antiche, come dimostrano le mura, il Duomo, eccetera. Nuove forme di comunicazione ci fanno scoprire il nostro passato, ci fanno scoprire la storia, il patrimonio, il territorio, l'arte e la cultura del nostro paese. Queste nuove forme di comunicazioni sono tra di noi, sono gli strumenti mobile, sono le applicazioni che ognuno di noi può avere nelle proprie tasche e che guidano sì alla scoperta di antiche storie che ci raccontano in maniera nuova ciò che accade oggi, gli eventi, ma anche ciò che sono le bellezze del nostro patrimonio storico-artistico. Poi l'app conterrà anche informazioni in realtà utili per la popolazione proprio. Sì, l'app valorizza tre grandi ambiti: l'arte e la cultura, la storia di Montagnana, gli eventi, ciò che accade nel presente a Montagnana, e il patrimonio enogastronomico, la cultura enogastronomico. Naturalmente a queste tre grandi sezioni si aggiungono tutte quelle informazioni di servizio che consentono a chi si reca a Montagnana, il visitatore, anche chi è straniero, perché l'app è in doppia lingua, in italiano e inglese, di avere quelle informazioni come il bancomat più vicino, il ristorante o dove dormire, informazioni che sono preziose per far rimanere o tornare i visitatori a Montagnana. Ecco. Oltre ad essere uno strumento aperto in evoluzione, gratuito, a disposizione di associazioni, esercizi, enti e chiunque voglia segnalare luoghi, eventi e cose significative della città, l'app è anche il risultato di un lavoro di rete. È nata infatti quale innovativo e ambizioso capitolo del progetto Tesori tra le mura, curato da Coop Services con il contributo della Camera di Commercio di Padova per iniziativa di AGC e realizzato con la collaborazione dell'Università di Bologna. Io sto facendo questo progetto in virtù di un tirocinio formativo che mi è stato concesso grazie a Coop Service di Este, che mi sta dando questa occasione molto importante di lavoro. Ecco. L'applicazione per i cellulari sarà scaricabile gratuitamente nei principali stores per dispositivi mobile, Apple Store e Google Play, dalla fine di novembre e offrirà un'istantanea completa sul territorio, con tutte le indicazioni turistico-economiche, offrendo al fruitore, in forma gratuita, la possibilità di programmare al meglio il suo soggiorno in quest'angolo di territorio padovano confinante con le province di Verona e Rovigo. Sarà strutturata attorno a tre principali ambiti di interesse: i luoghi, gli eventi, i prodotti tipici. Nella sezione luoghi saranno mappati monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, artistico e architettonico del montagnanese. La sezione eventi conterrà una presentazione dei principali eventi che si svolgono a Montagnana. Nella sezione prodotti tipici saranno valorizzate le eccellenze produttive del territorio, dal prosciutto dolce di Montagnana alla produzione vinicola, ai prodotti della terra e dell'artigianato. Saranno inseriti una serie di esercizi commerciali a valenza turistica interessati a partecipare al progetto. Attraverso l'app sarà anche possibile accedere a notizie in tempo reale, in collaborazione con Pianura News TV. Infine, saranno segnalati una serie di luoghi o servizi di pubblica utilità, farmacie, taxi, parcheggi, mezzi di trasporto, bancomat, meteo, numeri utili, eccetera. Ogni riferimento a luoghi, eventi, prodotti sarà corredato da testi, audioguide, immagini e video di qualità, utili anche a persone con disabilità. Da tanti anni Coop Services sta preoccupando della valorizzazione del territorio montagnanese. Per il futuro quali azioni si potrebbero prospettare appunto per valorizzare sempre di più questo territorio pieno di tesori? Ma fondamentalmente noi abbiamo sviluppato in questi anni una serie di azioni che portano in un'unica direzione, e cioè portare il territorio a diventare un sistema. Come dire, stiamo lavorando per voi, dato che un gruppo di ricerca è a disposizione della valorizzazione e della promozione turistica del territorio montagnanese.